Siamo in un'area dell'Arsenale di grande importanza perché è il luogo canonico delle trasformazioni più rilevanti dal punto di vista produttivo dell'intero Arsenale, perché è qui che si consuma la storia più recente e la trasformazione più radicale che lo porta fino alla modernità. È una storia che comincia, questa trasformazione rilevante inizia già in epoca napoleonica. Forse pochi sanno che Napoleone, quando viene a Venezia nel 1807, era il dicembre del 1807, viene portato dentro l'Arsenale, che vede un Arsenale che non è quello che vediamo noi. Era un Arsenale chiuso, una vera e propria enclave, da cui non si poteva uscire se non dalla porta del Rio della Madonna. Quindi quando viene rimane un po' stranito, anche perché accoppia la visita dell'Arsenale alla visita del porto di Malamocco. Malamocco era l'unico porto che in quel periodo era un porto agibile per l'uscita a mare. Quando Napoleone viene a Venezia non viene così per caso, ma viene con una preparazione abbastanza ampia. Aveva infatti inviato un suo ingegnere molto importante, poi questo sarà anche ministro della Marina militare francese, che si chiamava Pierre Forfait. Il Forfait è un esperto sia di costruzioni navali ed è anche un ingegnere che opera dal punto di vista anche della viabilità acquea, capisce come funziona una navigazione fluviale. Lui aveva studiato anche delle macchine per scavare i canali e aveva dato un saggio di questa sua bravura proprio pubblicando una sua dissertazione in latino commissionatagli da un'accademia di Mantova, l'Accademia Virgiliana. Lui partecipa con questa sua dissertazione in latino mostrando come potevano essere fatte alcune macchine per scavare e che in qualche modo ci facevano risparmiare tempo, fatica e avevano una grande efficienza. Forfait bene viene prima di Napoleone e fa una relazione completa. Pensate che nella sua questa specie di relazione che lui chiama memoir, descrive dettagliatamente l'Arsenale. È una fotografia dell'Arsenale, entra dentro, guarda i dettagli, si accorge di una cosa fondamentale, che l'Arsenale di Venezia di quel periodo, così come era strutturato, non avrebbe potuto assolutamente essere funzionale al sistema costruttivo navale francese. Qual era l'interesse dei francesi per l'Arsenale di Venezia? E perché mai Napoleone si scomoda di venire fin qua nel dicembre, era il 7 di dicembre del 1807, e poi per spostarsi da qui ad andare a vedere il porto di Malamocco, per prendere una decisione che fa un decreto lì, immediatamente, fa un decreto in cui dice una cosa fondamentale. Per poter recuperare l'Arsenale per le esigenze nostre, bisogna che qui si facciano delle trasformazioni che capovolgono il concetto stesso dell'Arsenale storico veneziano, che era un luogo dove costruivano delle barche ancora molto ridotte. Ecco, per dare un'idea, un vascello veneziano non aveva le stesse dimensioni di un vascello francese. Il vascello francese era aveva uno scafo di quasi 53-54 metri e mezzo. Un vascello veneziano era molto più piccolo, soprattutto rispetto alla larghezza e alla profondità di pescaggio che aveva. Un vascello francese pescava oltre i 5 metri e mezzo, i 6 metri rispetto ad un vascello veneziano. Poi il vascello veneziano aveva una chiglia tale che poteva anche in qualche modo adattarsi a quelli che erano i fondali dell'Adriatico. Ebbene, la dimensione delle navi francesi non poteva essere realizzata all'interno di questo cantiere. E soprattutto, non solo, anche una volta
realizzate non sarebbero state in grado di poter raggiungere il luogo di uscita dalla laguna. Allora, l'idea cos'era? L'idea era di creare delle aperture, un'apertura al mare. Questa era l'esigenza, aprire al mare. Ma aprire al mare significava principalmente aprire l'arsenale, che era un luogo tradizionalmente chiuso, addirittura quasi uno spazio, un enclave di segretezza. Non bisognava venire qua a vedere ciò che si faceva dentro nel sistema costruttivo navale. Ebbene, nel momento in cui viene scombussolata quest'idea, bisognava anche realizzarla, il che non era facile. Subito si rese conto della difficoltà sulla base di ciò che aveva scritto Forfait, che aveva rilevato tutti gli inconvenienti del fare di Venezia un cuore della nuova marina militare francese nell'Adriatico. Ecco, rendendosi conto delle difficoltà che erano soprattutto la costruzione all'interno di strutture che ne erano inadeguate, che andavano riadattate, tant'è vero, la prima cosa che fecero allargarono uno di questi tesoni che sono qui davanti a noi, facendo il cosiddetto biscantiere, cioè di modo che quel tipo di vascello potesse essere costruito all'interno. Addirittura poi si costruì anche fuori, perché veniva più agile. I francesi non costruivano dentro luoghi chiusi, costruivano all'aperto, nonostante i rigori invernali. Lì a Brest facevano i cantieri all'esterno. Quando vedono queste cose, che erano anche positive, questi grandi tesoni della costruzione navale, perché consentivano di lavorare con continuità anche d'inverno, cose che lì non potevano fare assolutamente. Così che quando non si costruiva dentro il cantiere, si costruiva nell'isolotto di fronte, dove vennero fatte degli square attrezzati. Per esempio la grande prima nave francese, la Rivoli, venne costruita lì. Il lancio a mare venne fatto da quel lato lì, ma farlo uscire, non si poteva far uscire il vascello Rivoli dalla porta del Rio della Madonna, bisognava aprire qua. Allora, il concetto di apertura, della trasformazione, faceva sì che l'arsenale tradizionale non era più quell'arsenale che i veneziani avevano immaginato, perché c'era un'idea dello spazio, della geografia che era completamente cambiata. I francesi nel frattempo avevano fatto la grande carta geografica di tutta la nazione, cioè si dilatavano i confini dello spazio diciamo così, della conquista dell'impero napoleonico, cosa che non era più il rapporto di Venezia con l'Oriente tradizionale, era qualcosa di più. Bene, ritornando ora a ciò che succede in quel periodo, per far questo bisognava fare questa apertura della cosiddetta Porta Nova, che è un'apertura che consentiva a queste grandi imbarcazioni di uscire. A questo scopo, nel frattempo c'è da dire un fatto: il Forfait, che aveva studiato in primo luogo l'arsenale, era morto, perché muore nel 1806. E i francesi arrivano qui a Venezia nel 1806 la prima volta, l'anno precedente alla venuta di Napoleone. E come vengono? Vengono attraverso la nomina di 2 o 3 soggetti importantissimi a quell'epoca, perché loro interpellano i migliori ingegneri che avevano, cioè questo Baron Riche de Prony, che era il direttore della scuola dei Ponts et Chaussées a Parigi, e anche dall'altro professore che era Lessan, che era il suo amico, insomma, sostanzialmente, e in più si fecero accompagnare anche da un capitano di vascello, perché doveva verificare la navigabilità dei canali. Inizialmente queste 3 persone, assieme a Lessan, Prony e Lessan, incontrarono qui quello che era stato mandato per primo in avamposto, che era diciamo così, il prefetto, e allora avevano queste cariche, che doveva interessarsi di tutta l'area adriatica, che si chiamava Bertin. Tra Bertin, Lessan e Prony fecero la cosiddetta Commission
di Venezia, di Venice. Questa commissione di Venezia in un primo momento si mise a studiare a larghe linee perché vedendo che c'erano delle difficoltà a trovare qui il centro della marineria, cominciarono, se casomai non fosse magari un altro posto. La prima cosa che pensarono fu addirittura di andare a Pola per fare il porto della marineria. Perché? Perché si prestava di più, perché c'erano i fondali. E era anche una forma di controllare. Addirittura la prima proposta del Proni fu a Comacchio di fare una cittadella portuale. Cosa fa la Commissione di Venice? La Commissione di Venice a un certo punto si rende conto che poteva essere, cambiano un po' idea rispetto all'idea iniziale. Ma perché no? Vedendo questo ben di Dio, questa grande area costruita, guardate che come area della costruzione navale era iperdimensionata anche a quell'epoca perché era un'area enorme. E queste rimangono, io credo che questa sia stata una delle cose che ha in qualche modo indirizzato i francesi a scegliere questo luogo per fare qui il porto della marineria. Non proprio il porto, ma il luogo della costruzione e del comando, per così dire, della marina francese nell'Adriatico, abbandonando le idee precedenti. Ora, per far questo bisognava coordinare quindi l'arsenale, come abbiamo detto, con il porto di Malamocco. Quando inizialmente il primo a fare l'ispezione era stato il Forfait va lì e vede questo porto. Questo lo chiamano porto, ma diciamo, questa qua è una cosetta da niente. Poi c'è questo banco sabbioso, come fanno a uscire queste barche davanti qua? Ovviamente si capiva che bisognava fare un intervento di escavo dei canali fino ad arrivare a questo banco sabbioso che era proprio davanti al porto che impediva l'uscita. Tant'è vero che i veneziani certo tipo di imbarcazione dovevano aspettare l'alta marea per farlo uscire, questo era consueto. Va bene, comunque questo ingegnere Prony decide no, si può fare. Con il nostro sistema, ecco, ora c'è la nascita dell'ingegneria moderna, dopodiché se no non si capisce il perché si affronti una impresa di tale impegno e anche dal punto di vista finanziario, perché tant'è vero che inizialmente dice ma costa troppo, dissero il Decré, che era il ministro della Marina, Marina francese delle cose, costa troppo, ma perché non facciamo i cammelli? Che era una cosa consueta, anche il Rivoli fu portato perché non era pronto nel frattempo tutto l'ambaravan dell'apertura dei canali e così via. Ma dice i cammelli sono una soluzione provvisoria, noi vogliamo una soluzione definitiva. Ecco, in questa prima parte, ricordiamoci, Staubertin, che era il prefetto di tutta la commissione di Venezia, ma gli altri due erano i professori, gli esperti, il Bertin ebbe fiducia in un ingegnere, che è uno dei primi ingegneri che esce dalla scuola di architettura navale dell'Arsenale, che si chiamava Andrea Salvini. Andrea Salvini aveva acquisito delle competenze di ingegneria, perché se no altrimenti questi ingegneri francesi erano veramente intolleranti verso qualsiasi forma o scelta tecnico-pratica che fosse basata empiricamente come si usava a Venezia. Cioè erano spietati, dice no, ma questo qui il calcolo non lo sa fare, non ci serve. Difatti quando fanno i cammelli, cosa sono questi cammelli? Erano dei galleggianti, dei bacini galleggianti che si riempivano d'acqua per andare a fare giù, poi si svuotavano, venivano su, si imbarcavano le cose, era a fondo piatto e si portavano fin là. Era un problema pazzesco perché portare queste navi da qui a Malamocco, sapete quanto impiegavano? 15-20 giorni. Sti francesi che avevano un'idea della velocità, dice, ma siamo matti. Insomma, si mettono a scavare, sia i canali, li scavano, arrivano al banco sabbioso di Malamocco. Sulla scorta di Salvini, che era un ingegnere, ma contemporaneamente era anche un empirico, aveva seguito questa tradizione tecnico-pratica veneziana, dice, ma no, forse non c'è bisogno di scavarlo, facciamo 2 moli foranei
indirizziamo le correnti, saranno le correnti poi a scavarle direttamente. Lo propose questa roba che poi venne realizzata, ma non da lui, perché quando fece il progetto assieme al prefetto e lo mandarono a Caffarelli, questo corso che era il viceré praticamente e stava a Milano, questo lo mandò a Parigi, ma no, dice, ma non lo vogliamo un progetto del genere, non c'è nessun calcolo qua. E glielo rispedirono indietro. In realtà chi si mise a fare i calcoli furono questi ingegneri, che era un gruppo abbastanza, poi cominciarono a lavorare anche altri, ora ce ne sono altri che non sto qui a citare, ma comunque ricordate che per esempio loro si misero in testa di fare un rilievo battimetrico di tutta l'area, la famosa carta del Denè, viene in questo momento, loro sapevano quali erano i fondali dettagliatamente. Allora Riche de Prony calcolò quali dovevano essere i sistemi di canalizzazione, come andavano fatti e soprattutto l'intervento alle bocche, perché diventa emblematico di un evento che poi si consumerà fino ai giorni nostri. Ai giorni nostri sono i cosiddetti le bocche di porto, che prima furono a Malamocco. L'intervento di Malamocco venne portato a termine perché i francesi non fecero poi l'intervento, lo indirizzarono inizialmente, anzi addirittura il progetto di Riche de Prony venne corretta da quello che era il prefetto dei lavori loro qua, che si chiamava Pierre Lessin, questo lionese che aveva studiato all'École des Ponts et Chaussées, che poi è quello che fa i lavori realmente, cioè un direttore dei lavori diremmo noi oggi. Tant'è vero che fu affidata a lui l'apertura della porta, difficilissimo da fare un'apertura della porta, perché dove c'è la porta nuova c'era un muro e non c'erano i fondali né di qua né di là. Quindi pensate al lavoro di tura che è stato fatto, come hanno dovuto studiare, sti Batardot li chiamavano lì, i francesi, alla veneziana erano le ture, no? E hanno dovuto studiare da un lato e dall'altro, come all'esterno, congiungendo le vergini con l'angolo che finiva qua delle mura dell'arsenale, a cominciare a scavare all'interno e all'esterno e poi piano piano aprire il muro. Tutto questo lo fece Lessin. Come? Con l'aiuto di Salvini, secondo me. Questo non è provato, non ho avuto il documento per mostrarlo, però questa era una cosa tipicamente veneziana. Il francese non sapeva come intervenire su questi fondali, perché sapeva fare i calcoli, sì, quello sì, però poi non è che l'ingegneria del calcolo risolve i problemi tecnici poi concreti che nell'ambito del cantiere si pongono. Tutt'altro molte volte. Molte volte nel cantiere si risolvono cose che dal punto di vista del calcolo sono difficilissime da poter risolvere, ma questo è un altro discorso. Bene, a questo punto cominciano a fare queste ture, scavano, fanno un escavo quasi di 8,50 metri e nel farlo si accorgono che bisognava fare dei tamponamenti anche per quanto riguarda gli edifici, perché uno di questi edifici che ora sono dette, questo è uno degli ultimi 3 dei Loreti, casca giù, quindi devono cercare di aggiustare. E anche qui l'abilità di questo Lessin fu, secondo me, fu notevole, perché si destreggiò abbastanza bene in un contesto cantieristico veneziano specialissimo. Forse solo oggi ci si rende conto di cosa significa fare qualcosa a Venezia da questo punto di vista, controllando quello che è il piano delle fondazioni. Bene, così che quando che si fece l'apertura della porta non si pensò a fare la torre, o meglio, già nel 1806 si pensò che bisognava fare una torre, ma lo scrissero soltanto per così dire, nei desiderata, nelle proposte. La torre nacque un pochettino dopo. La torre alberaria, quindi pensata nel 6, aspettò un anno prima di diventare non dico un progetto, ma un'idea da realizzare. E cioè dopo la venuta di Napoleone, che
aveva dato il là definitivo a tutto quello che questi ingegneri della commissione avevano stabilito precedentemente, perché prima i tecnici e poi la politica, in quel caso lì. Nel 1807 si comincia a pensare che se si fa una porta bisognava fare anche una torre per alberare questi vascelli. Non era facile. Il Lessan capisce che la realizzazione dell'apertura della porta doveva essere contestuale alla fondazione della torre. La fondazione della torre, andare nella profondità quasi di 8,70 m per metterla giù, sfortunatissimi perché la torre ebbe 2 fortunali, uno di seguito in giugno, potentissimi, con una marea eccezionale che sommerse tutto e rovinò tutto. Dovettero ricominciare a rifarla già, quindi siamo già nel 1808 inizi nei lavori. È erronea quella notizia che dà Concina nel suo pur pregiatissimo libro, che dice il 7, no. Nel 7 si pensa di doverla fare, si dice che bisogna fare la torre, soltanto nell'8 si comincia realmente ad aprire la porta e nel 10 si comincia a fare la torre. La fanno in fretta comunque, perché già nell'11, nel 1811, il primo innalzamento, l'uscita dalle fondazioni è fatta, tant'è che Riche de Prony, ho letto questa roba là all'Armée a Parigi, fa una nota in cui dice: devo congratularmi con questo Lessan, è stato veramente bravo, ha fatto, oltretutto Lessan era quello che aveva corretto il progetto delle dighe foranee di cui aveva parlato Riche de Prony, che aveva fatto il primo progetto, le corregge lui, gli dà una curvatura diversa. Quello Lessan è un po' dimenticato tra questi ingegneri. Io ho trovato l'unico che probabilmente ha visto qualcosa di più su questi ingegneri francesi è Paolo Morachiello, che peccato è scomparso da poco, e aveva visto proprio all'École des Ponts-et-Chaussées i documenti autentici e originali. Da dove si dice, per esempio, sappiamo che Pierre Lessan nasce a Lione, ma per esempio se si va nei dizionari biografici italiani non compare questo nome. Bene, insomma, invece l'autore, il direttore dei lavori, quello che realmente fa i lavori. Cosa succede di questa torre? Questa torre la portano a un certo livello. Lui fa un disegno che non è un progetto, è un disegno metrico. Io l'ho trovato, ho in mente anche di pubblicarlo, anzi ne ho dato una pubblicazione un pochettino parziale. E in questo disegno lui pensa alla torre enorme di 33-34 metri e la manda al Decré, che era il ministro della Marina. E il Decré si incavola, dice: ma perché mi fai una torre di 34 metri quando che là in Danimarca, là a Copenaghen, ce n'è una che ha questa altezza, però la piattaforma è molto più bassa, perché c'erano problemi tecnici rilevanti a fare una torre così alta. Insomma, questa torre gli chiedevano documentazione, diciamo così, ulteriore, ma non arrivò mai, anche perché di lì a poco i francesi se ne andarono via. Chi la fece questa torre? Questa torre non è francese nell'ideazione, non nell'esecuzione. Questa è un'esecuzione del tutto tardiva, e che in quanto tale, anche come esecuzione tardiva, è sbagliata, perché si vuol fare una torre da alberare in muratura. In Francia avevano fatto una torre per alberare, c'è questa giovane studiosa che di recente ha fatto un saggio su un libro apparso da poco, in cui dice che una analoga torre lì a Brest, da dove veniva il forfait fra l'altro, questa narratore era tutto in legno. È evidente che il legno era molto meglio, perché il legno a trazione era molto più efficace di quanto potesse essere una muratura. Tant'è vero che questa roba, quando montarono la cosiddetta biga, una capra in cima, riusciva a sollevare piccoli pesi e poi di fatto non ebbe mai un esercizio reale.